Allora, buongiorno e ben ritrovati. Oggi è lunedì 19 aprile, dunque abbiamo molte cose di cui parlare. Buongiorno a tutti. Davvero, come mai sono così vicino oggi? Adesso cerco di sistemare. Siamo in diretta anche su Instagram, come sempre, sulle pagine Facebook, quindi vi ricordo, condividete. Oggi proviamo l'ultimo passaggio per ottenere il famoso badge, cioè quindi quello che collega l'identità, perché non avendo l'identità collegata siamo nascosti come pagina Facebook, purtroppo. Mi dispiace davvero, è così da novembre scorso, però insomma ce la faremo. Ciao Andrea, ciao a Deborah anche da Instagram, salutiamo un po' chi c'è qui e partiamo, perché oggi sui giornali, questa nostra rassegna stampa, dobbiamo sottolineare, diciamo, un nuovo cambio rispetto ai giorni scorsi, quindi come vi ho detto ieri, ciao Alessandro, buongiorno anche a te, che c'era praticamente un cambio dopo 48 ore dal discorso di Draghi, che ieri è diventato di forte preoccupazione con i nuovi rigoristi. Oggi invece, l'ho trovato un po' su tutti i giornali, è tornato di attualità il tema della scuola, quindi con la forte preoccupazione che c'è per la riapertura delle scuole, tema già agitato da Massimiliano Fedriga nei giorni scorsi e oggi ribadito tra l'altro da un'intervista anche dello stesso Fedriga sul Corriere, del quale parleremo tra poco. Dunque, ciao Luigina, Ornella, ciao a tutti, mi raccomando condividete, Emanuele, buongiorno, buona settimana a tutti, finalmente ripartiremo e dai, buongiorno, condiviso, bravo Gabriele, condividete, Paola, Massimo, Mitico, Anna, buongiorno, tutti reclamavano il ritorno a scuola e ora che si fa si tirano indietro, incommentabile. Allora Aldo, è una sfumatura interessante di questa analisi, però il problema fondamentalmente è quello che diceva proprio Federica, cioè quello dei trasporti. E stasera in apertura ringa alle 21:15 su Antena 3 avremo l'assessore regionale ai trasporti, la vicepresidente del Veneto Elisa De Berti, perché dobbiamo capire che succede. Oggi c'è una sua intervista sul Gazzettino e quindi tra poco la commenteremo insieme. Ciao, buongiorno Avarino, ciao Lidia, condividi, mi raccomando. Allora, piano piano cresciamo anche su Instagram. Dunque, oggi il Gazzettino titola Scuola sarà caos trasporti, ed eccolo qua appunto. Brava Anna, che hai condiviso anche tu. Corriere, un pass per l'estate sicura, ed è questo famoso pass ancora sul quale servono ulteriori dettagli, bisogna capire come sarà, che cosa prevede, e il tampone entro le 48 ore, oppure esibire questo certificato di vaccinazione, oppure avere del certificato del Covid superato, insomma tutta questa serie legata al pass sul quale bisogna arrivare a una definizione molto più rapida perché bisogna capire che cosa accade. Marco Marin, onorevole, buongiorno, ben trovato anche a te, stasera sarà ospite a Ring alle 21:15 anche l'onorevole Marin. Dopo vi dico chi altro c'è. Su Repubblica milioni di test per la scuola ed è una proposta sulla quale arriveremo subito. La Tribuna invece oggi apre, il gruppo Gedi, con un titolo legato alla percentuale di mortalità ed è molto interessante perché ci dice il giorno dopo la manifestazione di Conegliano con molti Novax, ma non solo, in piazza con molte persone arrabbiate, con molte famiglie senza mascherina, in circa 1000 persone arrivate un po' da tutto il nord-est, che ci dice la Tribuna di oggi che in 2 mesi, circa da metà febbraio, la mortalità nella Marca, quindi a Treviso, è crollata del 74%, là dove abbiamo messo in protezione i più anziani, quelli più a rischio, come vedete gli effetti ci sono. Cosa dice Alessandro? Non sembra difficile creare con fondi regionali e statali delle linee solo per gli studenti. Questo è interessante. Il problema qual è, Alessandro? Ci arriviamo adesso, che mancano i bus, ma leggiamo l'intervista dell'assessore De Berti che ci spiega bene. Carlo, ciao, condiviso, bravo Carlo. Buongiorno ancora da Emanuele. Non sarebbe più semplice implementare la tessera sanitaria? Chiedo per un amico. Io, Aldo, sono perfettamente d'accordo con te. Cioè, e pensavo stanotte, ma quella famosa app Immuni per la quale eravamo tutti scandalizzati perché toglieva la nostra privacy quando siamo controllati da ogni punto di vista, anche qui ovunque. Ma voglio dire, se sull'app Immuni o quel cavolo che è della tessera sanitaria, che sarebbe la cosa più semplice, non si può con un documento si striscia e viene rilevato il fatto che o siamo da guariti da Covid o abbiamo fatto questo vaccino o che ne so ancora. Cioè è la cosa più semplice del mondo, però evidentemente la pensiamo noi, Aldo, ma non è così immediato per chi deve decidere. Paola, condiviso, bravissima Paola. Andrea, sì, Andrea ci ricorda che siamo anche in diretta su
Twitch, me lo dimentico sempre, nuova piattaforma, diciamo, nella quale ci siamo lanciati. Ciao, buongiorno Laura. Adesso andiamo avanti, fermi tutti. Condividete. Federica cosa dice? Intanto è in isolamento perché l'assessore Rosolén, lavoro, formazione e istruzione della regione Friuli Venezia Giulia, è risultata positiva al Covid, così come il portavoce di Massimiliano Federica, il mio amico Edoardo Petizzol, cui insieme a Rosolén va un abbraccio enorme, ma non hanno sintomi gravi, questo è molto importante. Sulla scuola dice Federica al Corriere di oggi che su orari e rete trasporti è un problema, hanno fatto il passo più lungo della gamba, quindi mentre sulle riaperture di imprese avrebbe fatto di più, dice Federica, sulla scuola è un problema, perché ancora allo stato attuale ci sono i bus con il trasporto al 50%, poi io lo so che qua mi scriverete, ma guardate che sono strapieni gli autobus, è un macello, là è pericoloso, là si... e là c'è eccolo qua, cosa dice Roberta? Ciao, caos trasporti esattamente dove non c'è caos, condiviso. Non so cosa intendi Roberta, allora forse vuoi dircelo meglio. Buongiorno, test obbligatori per gli studenti uguali, scuole praticamente sempre chiuse, questo perché ne troveranno sempre di studenti positivi. Vittorio, ci arrivo subito, è un altro punto importante, cioè qual è il problema? Se noi teniamo il trasporto al 50%, come facciamo a portare il 100% degli studenti? E lo dice molto bene l'assessore De Berti, alla quale arriviamo. Quindi l'appello di Federica, mi sembra di capire in questa intervista del Corriere, era: potevamo riaprire più attività, ma la scuola era meglio tenere almeno la distanza del 50% nelle superiori, e dice i bus vanno portati almeno all'80% della capienza, altrimenti non ce la facciamo proprio. A Brignani, epidemiologo e componente del comitato tecnico scientifico, oggi Repubblica dà il titolo, di fatto l'apertura di Repubblica che vi ho citato poco fa, cosa dice? Ma noi possiamo benissimo fare i test una volta a settimana in tutte le scuole d'Italia, quindi il famoso test salivare del quale non sappiamo più nulla, che è quello meno invasivo, è rapido, è antigenico, ci dà il risultato in pochissimi minuti, perché non lo possiamo utilizzare in tutte le scuole? E questo dice Abrignani in un'intervista a Repubblica: test salivare ogni settimana, che vuol dire milioni di test ogni settimana. E dice Vittorio, guardate che così alla fin fine restano chiuse tutte le scuole perché ogni volta ne trovano qualcuno. La famiglia Mosole mi scrive in Instagram: buongiorno, se anche i genitori controllassero i propri figli quando sono a casa da scuola, perché se ci guardiamo attorno i parchi comunali sono strapieni di ragazzini di tutte le età senza mascherina. Alessandro ancora dice: ci sono tanti privati con autobus fermi, diamo da lavorare a loro come scuolabus. Alessandro, abbiamo parlato 1000 volte, cioè non hanno magari le autorizzazioni per guidarli, e quei bus privati non possono circolare nei centri cittadini, cioè sono un po' questi i temi, mi pare, dei quali abbiamo parlato 1000 volte anche in questi mesi. Condiviso, brava Nirvana. Anna, hai visto la manifestazione in A1 dei ristoratori PS per la scuola? Ci sono un sacco di classi in quarantena, a Padova e anche insegnanti, non oso pensare con la presenza al 100%. Lo so, non dovete dirlo a me, perché io la penso esattamente come leggo oggi da Federica, che avrei tenuto almeno al 50% le superiori. So che si arrabbieranno in tantissimi genitori, si arrabbieranno in tantissimi studenti che sono massacrati, umiliati da questa pandemia, però io francamente avrei aperto il possibile delle scuole, non tutto, e avrei preservato prima magari attività produttive, come prese anche le piscine, piccola cosa, dove spero davvero, e lo ribadisco tutte le volte, voglio credere a quello studio, mi pare inglese, che dice che il cloro, come era ovvio per molti di noi, uccide il virus in pochi minuti. Magari le piscine le potevamo riaprire, magari le palestre anche loro con il famoso dehors dove è possibile, cioè ironizzo su questo, ma in realtà è così per molti, cioè la possibilità di fare l'attività all'esterno per le palestre, e le avremmo potute riaprire. Allora, cosa dice l'assessore De Berti oggi al Gazzettino? E sarà in apertura stasera a Ringa, perché insomma posso raggiungere anche un pubblico più vasto, quello che è il problema del momento. È una follia, dice la De Berti, il 100% in classe con i bus al 50%, cioè insomma fa il paio con l'intervista di Federica sul Corriere. Abbiamo 75.000 ragazzi in Veneto che usano i bus, e per la De Berti stiamo già usando tutti i mezzi, più 500 mezzi che sono stati messi a rinforzo. Questo qual è il problema? Che portare questi 75.000 in più, che vuol dire arrivare al 100%, uguale 3.000 corse per bus. 3.000 corse per bus. Ogni bus fa una corsa, il ritorno vuol dire 1.500 bus.
E questi 1500 bus non si trovano praticamente in tutta Italia, alcune compagnie sono andate a prenderli in Sicilia, vecchi bus, insomma si è fatto di tutto per quanto ognuno di noi sono certo che pensa si potrebbe fare molto di più, questo è ovvio, ma 1500 autobus dove si trovano? Se portiamo la capienza almeno, cioè dovete immaginare che sono bus extraurbani, quindi sono 52 posti, il che vuol dire che ce ne stanno 26-27 di ragazzi a bordo di quel bus ogni corsa e con una capienza al 50%. Se almeno la capienza tornasse al 100%, tutti con la mascherina, esattamente come sugli aerei, perché gli aerei funzionano in un modo, i treni in un altro e i bus non si capisce perché devono funzionare in un terzo modo ancora, allora dice l'assessore De Berti, la portiamo al 100% e allora cosa significa? Che bisogna trovare però non 1500 ma 750 autobus. E dove li troviamo 700 e passa autobus? In Italia non ci sono nemmeno 1500, come detto, autisti, cioè non abbiamo 1500 bus, nemmeno 1500 autisti. E dice, ricorda un po' quello che dicevo adesso a Vittorio, mi pare, o chi lo scriveva poco fa, Anna forse, che gli autisti che fanno l'urbano non hanno l'accreditamento anche per fare l'extraurbano. Potevamo implementare le loro patenti in questi mesi? Su questo possiamo discutere francamente, perché tanto questo problema si sarebbe ripresentato. Se si vuole le autorizzazioni di deroga, eccolo qua, per i bus privati si possono fare, l'importante è rispondere alle esigenze, esattamente quello che stavo dicendo adesso Aldo. Ciao, sono d'accordo con te, con le scuole, si è visto a cosa è servito tenere chiuso bar, ristoranti, palestre, eccetera, è servito solo a mandare sull'astrico la gente, ma io mi chiedo, questi geni come studiano queste cose? Buona giornata, Luisa. Condividi, Luisa, mi raccomando. Breton, commissario, dice che è in forza il rinnovo del contratto con AstraZeneca, insomma, dopo tutto quello che è successo. Volere potere, ci dice Fulvi, forse non si vuole appositamente risolvere la questione dei permessi dei bus privati, forse mancano i fondi di copertura. E anche questo è un tema. Chi è che mi chiama ora? Sono in diretta. Allora, il ministro Speranza, e torniamo al caso Zambon, scarica l'OMS, scarica più che altro Ranieri Guerra. Ieri è intervenuto mi pare, dove fosse, forse in mezz'ora, dove che era ospite ieri da Annunziata, e ha detto queste parole, il ministro Speranza. C'erano opinioni diverse dentro l'OMS e riguarda il report ritirato 48 ore dopo quello scritto da Francesco Zambon, ricorderete molto bene, ne parliamo sempre ogni giorno. Non sono scelte che riguardano il governo, quindi non è il governo a fare queste scelte, non è il governo che ha riguardo di queste scelte. Quel rapporto è rispettabilissimo, ha detto Speranza, non c'è nulla di particolarmente rilevante per noi. Quindi a questo punto, ed è l'articolo di Angela Pederiva oggi sul Gazzettino, in effetti anche a noi viene da pensare che allora Ranieri Guerra fosse più realista del re, quindi per non disturbare il governo, per, com'è che avevamo detto, com'era la definizione? Me la devo ricordare, ma chissà se la trovo dei giorni scorsi, per l'essere politicamente corretti, no? Per evitare il possibile oltraggio politico. Ranieri Guerra quindi si comporta così e fa ritirare quel report, anche se dice di non averlo fatto ritirare lui. I nostri scienziati, però dice Speranza, sono rimasti stupiti, i nostri tecnici e scienziati, del fatto di appendere di un documento a documento pubblicato, quindi in ritardo per ultimi, di fatto, dice il ministro Speranza. Quindi, magari quel documento prima lo potevamo leggere noi, no? Ce lo potevano far avere. No, è stato pubblicato, vi ricordo, pagato dal Kuwait, quello studio, e intanto noi lo leggiamo una volta pubblicato. Zambon dice, mi pare ieri sera alla 7, non l'ho visto, ma quello che aveva detto all'intervista di Antena 3 l'altro giorno, l'asinello, il somarello di Venezia, dice l'asino è un bellissimo animale, a me piace, e tra l'altro è uno che lavora e molto, e dice poi che Speranza non lo ha mai chiamato, esattamente le cose che avevamo chiesto noi nell'intervista che stasera proporremo a Ring nella sua versione ormai più o meno integrale, perché l'abbiamo snocciolata in questi giorni nei telegiornali, ma rivedremo i vari pezzi di queste giornate. Anna, lunghissimo, sai, ieri ho parlato con un amico ristoratore che ha molto spazio all'aperto, il comune gliene concederebbe ancora, ma ha deciso di tenere chiusa perché se per caso c'è brutto tempo per di più un giorno deve comunque pagare la merce
buttarle ai dipendenti, gli sono arrivate tasse e immondizie da pagare comunque. Certo, Aldo, Zambone era da Giletti, ieri sera è stato molto esaustivo, esattamente, non l'ho visto, ma insomma è più o meno quello che leggo dai giornali, quello che ha detto a noi. Ieri era andato a pignucolare dall'Annunziata, dice Laura di Speranza, ad oggi purtroppo non ci sono dati sui contagi nelle scuole rispetto alle nuove varianti, quindi si apre le scuole a totale rischio, senza ovviamente contare il problema del trasporto pubblico. Non solo, ma avevamo detto anche come nell'arco di pochi giorni siano già triplicati i contagi nelle scuole di Treviso. Grande Chiara, ciao, buongiorno. Ciao Stefano, in giro per il mondo lo chef. Oltretutto Super dice mai più lockdown, mentre Draghi in conferenza ha specificato che sono pronti a chiudere tutto subito in caso di risalita dei contagi. Purtroppo. Antonella, buongiorno, oggi in ritardo, condividi Antonella, ti perdoniamo. Sileri, sorry. Ah, Sileri ha detto questo, sì. Ok, Anna. Allora, due flash molto rapidi. I ristoratori ovviamente sono arrabbiati per quanto riguarda quelli che appunto hanno il problema di avere un locale al chiuso, e cosa dicono? Sono 116.000, il 46,6% nel nostro paese, quindi sono un mucchio e sono preoccupatissimi, svariati miliardi, sapete quello che è stato perso in questo anno e mezzo ormai. E che fanno questi locali? Ora bisogna trovare una soluzione. Se per il coprifuoco non c'è, perché hanno detto che sarà garantito, lo raccontano oggi sui giornali, resta alle 22, e perché è un punto fermo, dicono dal Comitato Tecnico Scientifico e così come anche dal Ministero della Gelmini, intanto il Viminale prepara i famosi 70.000 che sono sempre quelli che girano, diciamo, tutte le volte, e saranno concentrati, pare di capire dal Viminale, a evitare che una volta riaperti i locali le persone sforino il coprifuoco, quindi multe se state fuori oltre le 22, quando avrebbe un senso almeno prorogare un serio coprifuoco a mezzanotte. Ciao da Dubai, grande Stefano, spero che vada tutto bene là almeno per i tuoi ristoranti. Antonella, condiviso, brava, riapertura, la montagna ha partorito un topolino. Non solo, mi pare aver letto di Corona, la montagna umiliata da queste decisioni, perché là dove si starebbe più in salute ci sono spazi aperti. Non c'entra con la frase di Aldo, ma mi fa venire in mente la montagna. E cosa dice il grande Mauro Corona? E dice lì dove potevamo stare al meglio invece è stata uccisa l'economia della montagna. È chiaro che si doveva evitare che magari tutti andassero in montagna nel weekend. Allora questo è un altro ragionamento, però è stata uccisa l'economia della montagna. I locali al chiuso di Trieste, tanti chiedono se possono usare gli spazi adiacenti. Massimo, io penso, spero, mi auguro che Di Piazza prenda un'iniziativa come quella del sindaco di Treviso, Conte, che è quella di poter fare il proprio dehors nell'arco di 200-300 metri magari, dove c'è uno spazio. Ultimo messaggio, passiamo ad altro. A Venezia molti locali sono chiusi, il coprifuoco serve solamente a fare cassa, anzi a fare feste all'interno delle abitazioni. Questo è il problema. Dei trasporti vi ho detto. Quanto oggi imperdibile l'intervista di Renzi su Repubblica, parla di tutto, una paginata pazzesca, ma in cui instilla il dubbio. Attenzione che è fantastico. Cosa dice Renzi? Tra PD e 5 Stelle l'alleanza non funzionerà, dice Matteo Renzi, commentando quello che fanno gli altri. Conte potrebbe lasciarli, e dice della sua esperienza: guardate che per quanto mi riguarda c'è un'indagine dei magistrati, soltanto perché la fondazione, secondo Finanza Italia Viva, che cosa finanzia ancora non mi ricordo, i magistrati ritengono sia un partito e non una fondazione. Guardate che cosa succederà o rischia di succedere al Movimento 5 Stelle con la Casaleggio. E quindi secondo voi Conte si vuole mischiare con tutti questi rischi? Lui è apprezzato, potrebbe fare un suo partito, e poi parla di tanto altro, dell'Open Arms, ma non dà solidarietà a Salvini, il quale Salvini intanto diciamo, restringe, porta a sé di nuovo Forza Italia, che solidarizza con lui, così come la Meloni, vuole portare come testimoni al processo Toninelli, mi pare, ma soprattutto l'ex premier Conte. Insomma, intanto Renzi instilla il dubbio dicendo: guardate che Conte quella roba lì non la fa, anche perché, e manda un altro messaggio doppio, triplo con questa intervista anche a Conte, dicendogli: guarda che se resti con i grillini rischi i processi. Perché? Perché c'è la Casaleggio. Ultimo flash, il primo è Szumski in piazza, ve l'ho detto, il medico di Santa Lucia di Piave, un po' Novax, un po' contro i vaccini, un po' polemico con governo e regione, per quanto riguarda, molto
polemico. Ieri hanno radunato, secondo me, con l'obiettivo di fare una manifestazione Novax, ma che non fosse proprio Novax, hanno portato le famiglie, hanno portato gli imprenditori, insomma c'erano 1000 persone, tant'è che anche tra loro erano in disaccordo, mi pare di capire, nella voce ai microfoni, ma Chomsky star, diciamo, nella giornata di ieri. Poi, ultimo aspetto, la Superlega, invece racconta oggi Repubblica, 2000 metri quadri tra esterno e interno, zero coperti, Stefania. Ci rendiamo conto che è più di un mese che continuano a parlare di ristori, non arriva niente, poi ci fanno riaprire, magari dopo 10 giorni chiudere. Speriamo davvero di no, Luisa. Carissimi, con il coprifuoco non ha senso spostarlo a mezzanotte, non ha proprio il senso che esista, dice Vecchio Runner. Dobbiamo dimenticarci questa parola coprifuoco, perché è una parola che mostra la dittatura, non c'è pandemia che lo giustifichi. Guarda, sul coprifuoco siamo d'accordo, Vecchio Runner, perché francamente ora potremmo anche toglierlo sto coprifuoco che non ha più senso, non lo sopportiamo più e molti si organizzano appunto nelle abitazioni private. Tele4 sarà ospite in diretta tra poco anche il governatore Federica, ve lo dico a luna. Mi viene un dubbio, ma se per i ristoranti sarà permesso solo l'esterno, se poi uno deve andare in bagno potrà farlo o prenderà una multa? No, ci va, ma ci va con la mascherina. Dove vado all'aperto ci sono mediamente 2-3 gradi, posso bere una birra fresca. Sì, ma speriamo davvero che arrivi il caldo. Renzi, Letta, stai sereno, parte 2, dice Andrea Blau da Twitch. Non è Novax, è non obbligo, Diego. Sì, infatti, è contro l'obbligo. L'obbligo non c'è in questo caso per il vaccino. Superlega di calcio, lo sminuzza, diciamo, questo tema molto bene Repubblica oggi. Ci sono alcuni club più grandi che vogliono fare sostanzialmente una propria Champions League. Viene venduto ora un vecchio progetto di almeno 2 o 3 anni fa come modo per superare gli effetti Covid della pandemia, diciamo, sul calcio, il mondo del calcio, ma è di fatto una nuova Champions League con tutti i big, e sono gli indipendentisti del calcio, con un rischio che diventi troppo calcio, poi ottimizza i costi, ma è molto meno spettacolo e formazione anche. C'è l'obbligo per i sanitari, questo è anche vero Mattia, questo hai ragione, l'abbiamo ricordato più volte. Bene, siamo andati lunghissimi, vi ringrazio per essere stati qui anche questa mattina, spero abbiate condiviso, ci vediamo domani, ma comunque stasera alle 21:15 su Antena 3 con Ring e tutti gli ospiti, sarà l'assessore De Berti, parliamo di trasporti, poi avete visto l'onorevole Marin, l'onorevole De Carlo di Fratelli d'Italia, Villanova, Zottis, invece quindi Lega e PD, insomma ci saranno un po' tutti per discutere dei temi di queste giornate, anche del caso Zambon e OMS. Ciao Anna, ciao Antonella, non facendo il vaccino, ogni posto che vai devi fare i tamponi, praticamente sì. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao.